Buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Bene. Che stai facendo? Aspettando la mia compagna che esce, che pensa che è stato già sci, ma non mi ricordo. Come mai? Non ti ricordi? Si ha giusto di sci o no, non mi ricordo. Siete legati, eh? Sì. Gente di Maro, eccoci qua. Venite signori, venite. Mi piacete molto, cioè avete le facce sveglie e simpatiche. Anche a lei mi piace con la barba. Pure lei c'ha un gran bel baffo. È una cosa normale. Per la quinta puntata di Gente di Maro partiamo col presentarvi i protagonisti delle nostre interviste. E poi abbiamo il nonno che non molla mai. Signor nonno, come va? Ma guarda nonno, bello, ma stai facendo? Può essere tuo cugino, ma no nonno. Questo signore è tuo padre? Sì. Non ti spaventa la sua pettinatura per il futuro? No, assolutamente. C'ha ancora 3 sciampi di tempo e poi è finita anche per lui. Dal nonno al padre al figlio. Ti ha rassegnato? Certo, va bene. Dai. Ok, adesso andiamo sui contenuti. Il motto di quest'anno è Proud to be Napoli. Il motto. È la moto, ma non sono moto. No, il motto. E cos'è? Che ne so. Proud to be Napoli. Proud To be Napoli. Dubi Napoli. Proud to be va bene. Proud to be Napoli. Bravi tubi di Napoli. I tubi, diciamo. Oh, i tubi, sì, i tubi. Proud to be Napoli. Proud Dubi Napoli. Napoli. Pride to be Napoli. Mi stai facendo figure di merda, eh? No. Proud to be. E Napoli. Cioè, l'unica cosa che non ti ricordavi era Napoli. Se ci con la maglietta. Ma c'è un omaggio qua, perché non sai che significa. Comunque so anche che significa Proud to be Napoli. E che vuol dire Proud to be Napoli? Fiero di essere Napoli. Siamo troppo orgogliosi di essere napolitani. La dice in inglese, proud to be Napoli. Siamo orgogliosi di essere napolitani. I napoletani hanno sempre avuto un forte legame con un certo popolo dall'altra parte del mondo, che oggi è in festa. Stanotte l'Argentina Ha vinto. ha vinto la Coppa America. Esatto, meritatamente. Contentissimo per l'Argentina in particolare, ma per il nostro Dios numero 10. 2 anni fa vinse il mondiale e il Napoli vinse lo scudetto. 2 anni fa, guarda caso, il 15 agosto, proprio a Ferraust, debuttammo contro il Verona. Si partiva da Verona, c'erano un po' di... Aspetta, andiamo. Che hai fatto girandoti? Ci è toccato le parti basse. Siamo un popolo scaramantico e quindi in qualche modo un collegamento valido c'è. Forse l'anno buono è una voto. Intanto ci vogliamo per buon augurio. Sempre. Ma cominciamo a parlare di voci di mercato. Pare che il Napoli abbia fatto un'accelerata per Hermoso. Ottimo acquisto. È un grandissimo giocatore. Tra l'altro sai che vuol dire Hermoso in spagnolo? No. Bello. Allora, un bel acquisto. È bello ma non una palla. Se prendiamo pure Hermoso, secondo me stiamo a posto. Sembrerebbe sì, sicuramente un buon difensore. Siamo felici perché secondo me il braccetto di sinistra va completato. La parola chiave di quest'anno è braccetto. Braccetto sarà veramente la parola che ci accompagnerà. Come tutti noi saremo tutti a braccetto a sostenere il Napoli, sempre. Rimanendo in tema di difensori, qual è stato il difensore più forte della storia del Napoli di De Laurentiis? Kim. Per me Kim. Kim. Koulibaly. Koulibaly pure per me. Albiol. Kim. Koulibaly. Grava. Albiol secondo me. Koulibaly. Kim. Albiol. Koulibaly. Kim. Koulibaly. Sono nostalgico, campagnaro. Pare che il Napoli abbia avuto un ritorno di fiamma per Berardi. È un bel giocatore, Berardi. Sempre stato un bel giocatore. No, è una storia vecchia, per favore, basta questo Berardi. A me Berardi può parcheggiare in macchina a Castelbo al turno. È l'ideale. Non male. Se ha voglia, non male. O vostri giunti. Speriamo che Santo De Laurenti che ce la porta e ci fa godere questo bel ragazzotto che... Un ragazzotto. Che vuole fare è di sfondamento. È di sfondamento, quando parliamo di sfondamento, è la cosa più bella della vita. Lei allude? No, è realtà, è la realtà. Anche alla mia età va bene così. Evviva lo sfondamento, sì. Quindi tra Chiesa, Berardi e Greenwood chi preferisce? Chiesa tutta la vita. Chiesa. Greenwood. Chiesa. Greenwood. Chiesa. Io onestamente un altro proprio. Io preferisco Greenwood perché ha meno infortuni. Chiesa, assolutamente, conosce il campionato, è italiano. Di una cosa, ci stiamo riempiendo di juventini, ma vediamo pure qualcuna cocca da parte. Già ce ne stanno abbastanza. Stiamo in due casertane, che ne sai? Che ne dici di un juventino che viene a vedere il ritiro del Napoli? Lei è juventino? Sì. Ed è venuto qui per spionaggio o per sportività? No, per sportività. Amo i tifosi del Napoli. Li ho visti a Torino, gente simpaticissima. Ma di più se li battiamo. Schifosi. No, ma abbiamo detto la sportività. Evviva l'amore. Evviva l'amore. Nel pomeriggio ci siamo fatti un giro tra esterno e interno del campo di allenamento. Noi veniamo già dal fresco. Ah, da dove? Da Bellinzona. Quanto sente dire qualche volta alla radio Tito da Bellinzona sono io. Ecco. Lei è Tito da Bellinzona? Esatto.
Veramente? Eh. Non l'avevo riconosciuto perché lo sento solo in radio. No, è impossibile, è solo in radio, sì. Il celeberrimo Tito da Bellinzona. E tu che fai tu? Sei in radio? No, questo è Calcionapoli 24. Siamo gente di Maro. Sì, sì, va bene. Hai sentito? Ho sentito, sì, sì. Per cordialità lo dice. Ha sentito? No, Calcionapoli 24, lo No, qua. gente di Maro. Gente di Maro. Festeggiamo i 30 anni di matrimonio qua. Pensano poco, con mamma sta. Come state? Come Una sta? bellezza. Dipende dai punti di vista. Una bellezza. Sono stati dei buoni 30 anni? Alti e bassi come tutti. Ma fa altri 40 dopo, 75, 80. 75 anni di matrimonio. No, ma fa morire di. Ci dice sta qui. Ho incominciato ad andare al San Paolo, che oggi si chiama Maratona, quando tenevo 6 anni. Devo dirti la verità, io sono molto contento che si stanno facendo un mazzo tanto quest'anno. Sono segretario del club Napoli di Piacenza, siamo molto attivi anche nel sociale, non è solo un ritrovo per vedere le partite del Napoli, ma quando c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna ne abbiamo fatto una raccolta fondi con anche i nostri sponsor del club, abbiamo raccolto una somma cospicua da donare a un asilo di Bologna da ricostruire, quindi questo è solo per dire, quando noi andiamo sul campo che ci dicono Vesuvio lavari col fuoco, noi porgiamo sempre l'altra guancia, a noi ci scivolano addosso queste cose. Senza t-shirt sono anche peggio. Cosa ti ha conquistato del Napoli? Soprattutto Maradona, però anche Kvara. Ti piace più Kvara o Maradona? No, Maradona non ti può cambiare. Bravissimo, dammi un 5. Oh, 18 anni tengo. Tu hai 18 anni? Sì, lo so, la barba mente. Se me la Alzati dai gli sono occhiali. bambino. Oh, nonno mio. Voglio che te già dice. Tu sei bergamasco. Ti piacciono i bergamaschi? O più le berga femmine? Berga femmine meglio. Un saluto da Tito da Bellinzona. No, non l'ha detto bene, rifacciamo. No, un saluto da Tito da Bellinzona. No, non va. Pausa troppo lunga, rifacciamo? Una pausa. Una pausa da saluto da Bellinzona. Un saluto Tito da Bellinzona. Vabbè, era la migliore. Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Alici, chiacchiere in giro, battute e risate, interviste ai tifosi durante il ritiro. Forza Napoli sempre! Forza Napoli! Forza Napoli!